Amici, ben ritrovati a Centro Anch'io. C'è Angelo, giovane baldo giovanotto della prima Valtrompia, si dice così. Senti Angelo, guarda un po', qua c'è un detto facile. Allora, chi sculta il tas Chi sculto e tas. mantè la paz. Questo Angelo, dai, che significa? Significa che se non vuoi avere battibecchi con nessuno, taci. Ascolti, e tu che con la moglie applichi questo, Angelo? Sì, assolutamente. Anzi è un consiglio che do anche a tutti. A tutti i marini frustrati. Senti, chi sculta e tas mantè la paz. Succede anche sul posto di lavoro questo, secondo te, Angelo? Penso di sì, penso anche che sul lavoro È una regola che potrebbe andare bene ovunque. no, sempre farsi rispettare, ma credo che sia una regola da farsi rispettare in tutti gli ambiti, anche sportivi. Sì, ma tra le mura domestiche scultà e fa sito, mi raccomando. Esatto. Altrimenti poi l'inizio di un nuovo battibecco, di una nuova... Ha nuovi problemi. Quindi andiamo avanti così. Andiamo avanti, noi iniziamo tra pochissimo, restate qui, Centro Anch'io, grazie. Centro Anch'io, Centro Anch'io. Bentrovati, apriamo la puntata di oggi con il ritratto di un giovane gentiluomo di Giacomo Cerutti. In questo ritratto Giacomo Ceruti, abbandonate le raffigurazioni degli umili che gli hanno meritato il soprannome moderno di Pitocchetto, si misura con l'eleganza raffinata della nobiltà. Osservando i dettagli dell'abito con i ricchi ricami dorati, dei pizzi candidi della camicia e dell'acconciatura della parrucca, gli studiosi sono arrivati a datare il dipinto intorno al 1760, nella fase finale dell'attività dell'artista. Fermato in una rigida posa convenzionale, nell'atto di stringere in mano una lettera, il giovane effigiato mostra un'espressione vivace e spontanea. Gli occhi intelligenti e la bocca con un accenno di sorriso sembrano quasi sul punto di muoversi, tradendo l'abilità del pittore come ritrattista. Elementare e lineare, il motto di oggi. Chi sculto e tas, mantè la paz. Cioè chi ascolta e tace mantiene la pace. Tu sei sposato? Io ho 2 mogli, effettivamente sì. Che significa chi ascolta e tace mantiene la pace? Che tante volte? Quando? Star zitti e evitare di litigare. Vedi, per quello che ti chiedevo se sei Perché sposato. lui è saggio, infatti. Lui è saggio. Lui è molto saggio. Bisogna frequentare Giuseppe perché è una persona saggia. Veramente. Michele, chi sculto e tas, mantè la pace. Cioè, Beh, chi sta buono e sta zitto sta tranquillo. mantiene la pace. La pace. Esatto, tu sei uno che sta buono e sta zitto? Sì, ci provo. Quando? E con chi? A casa provo a stare buono e zitto e stiamo tranquilli. Vedi, sei sposato, fidanzato? Fidanzato. Se vuoi durare bene nel fidanzamento fai così, è sempre buono, zitto e mantieni la pace. Ci proveremo. La signora Giulia e il signor Luigi, chi sculto e tas, mantè la pace, ovvero io parlo e lui ascolta e tace per mantenere la pace. non l'avrei mai detto che nella coppia fosse lei a parlare e lui ad ascoltare. È così, signor Luigi? Sempre le donne in genere è una caratteristica. No, Che cosa non è vero? che sono le donne che parlano. Sì, è vero. Un pochettino, dai un po'. Insomma, lei ascolti e faccia silenzio, che avrà sempre ragione. Prego? Sì, è vero. È la sua? Con la mia. No, dice che è il suo lavoro, ascoltare e tacere. Sì, no, obiettivamente, se sa rispondere obiettivamente va bene. Tanto la risposta obiettiva la decide lei, quindi. Simone e Federica da Cremona, guardate che bella coppia, giovane, in gamba e simpatica. Vediamo se si capisce questo proverbio in dialetto. Chi sculto e tas, mantè la paz. Chi ascolta e tace mantiene la pace, soprattutto con la propria amorosa e le donne in generale. Si può. Un po' un pregiudizio. Pregiudizio, è vero, così dai. Hanno sempre un fondo di verità. Bella storia che ora si litiga, dai che comincia. Ce ne sarebbe da litigare. Sale l'audience, eh? No, a posto. Chi ascolta e tace mantiene la pace. Lei è uno di quelli che sa ascoltare e tacere? Io non taccio molto, ma ascolto. È già qualcosa, no? Mezza pace. Mezza pace. No, tacere no.
per principio mai. Però ascoltare sì è importante. Chi ascolta e tace mantiene la pace, chi ascolta e tace mantiene la pace. E lo sanno bene tutti i mariti come me. Grazie, alla prossima.